Passaggio della campana ieri presso la location del Madison di Realmonte, del Lions Club Agrigento Chiaramonte. L'avvocato Giusi Tuscia Amato termina il suo mandato di presidente, un anno a sua detta ricco di emozioni, soddisfazioni, gratificazioni e con tanto lavoro svolto, ringraziando i soci e quanto hanno collaborato fattivamente alle iniziative che il club dalle presieduto ha organizzato. Giusi Amato afferma ancora: lascio il timone di questa nave ad Aldo Sessa, con la certezza che continuerà in questo viaggio sulla rotta del We Serve. Spero di lasciare il nuovo presidente un bel lavoro fatto tutti insieme nell'ottica e nel motto del We Serve. Abbiamo fatto tante attività, siamo stati veramente tanto presenti sul territorio e le istituzioni ne riconoscono il merito, che penso dopo un anno di lavoro sia più che gradito. E spero naturalmente che il nuovo presidente, cosa che sicuramente sarà, continui su questa nuova scia, su questa scia che abbiamo iniziato, sempre con un occhio ai fragili, a chi ha bisogno di noi, al nostro territorio che tanto ha bisogno dell'associazionismo. Un club che cresce con l'adesione di nuovi soci nella cerimonia di oggi? Abbiamo 2 nuovi soci che entrano, sono 2 avvocati, 2 amici per quanto mi riguarda di vecchia data, che mi hanno contattata personalmente, quindi non sono stata io ad andarla a cercare, la cosa bella è questa, ma che interessati e attirati dalle iniziative fatte durante l'anno e visti sui social nonché sui mass media, si sono voluti avvicinare spontaneamente, e questo è anche un orgoglio di questa Presidente. Tra i tanti service, uno in particolare che ha particolarmente curato e l'ha impressionata? Allora, sicuramente l'adottare una bambina nascitura che è nata, la nostra piccola Amy, che è nata il 31 di ottobre e l'abbiamo vista nascere, crescere e portare avanti fino all'ultimo in tutte le sue esigenze, quale era il latte perché la bambina aveva dei problemi alimentari, alla medicina, ai vestiti, alla qualsiasi cosa, di una famiglia senegalese, quindi molto molto umile, sicuramente è stato il nostro fiore all'occhiello, ma anche tanta prevenzione alla salute, anche tanto occhio alla cultura. È stato veramente un gran bell'anno e devo dire grazie a tutto il mio club, perché a differenza di molti che parlano di solitudine del presidente, io la solitudine quest'anno l'ho cancellata. Lo spirito è sempre quello dell'etica lionistica. I miei amici, i soci del club mi hanno chiamato a svolgere questo compito, a rivestire questo incarico. Tengo a ribadire, si tratta di incarico e non di carica, perché noi siamo al servizio della gente, non rivestiamo cariche, le cariche le lasciamo ad altri. Obiettivi particolari, Presidente? Gli obiettivi sono quelli sempre di continuare sulla scia di quello che è stato fatto quest'anno dalla Presidente uscente, dall'Avvocato Amato. Saremo presenti tra la gente, tra chi ha bisogno, chi ne ha necessità. Faremo quello che sarà anche l'ordinamento, l'indicazione del nuovo governatore.